Sì, noi abbiamo ritenuto di contestare l'attribuzione dei seggi perché riteniamo che nella determinazione dei voti validi, che per quanto riguarda le liste di centrodestra superano di 7 voti quelli del centrosinistra, non si dovesse tener conto dei voti del sindaco, cioè dei voti disgiunti. L'attribuzione del premio di maggioranza tenendo conto dei voti disgiunti è stata determinata sulla base della sentenza del Consiglio di Stato del 2010, che però noi riteniamo essere superata da una sentenza del Consiglio di Stato del 2018 che ha espressamente escluso la possibilità di considerare i voti disgiunti del sindaco nell'attribuzione dei voti validi, e questo soprattutto in relazione ad una sentenza della Corte Costituzionale ancora del 1996 che aveva parimenti stabilito che il principio maggioritario della governabilità non dovesse portare a un pregiudizio di quella che è la rappresentatività democratica, escludendo quindi che potessero essere anche lì considerati nei voti validi i voti dei sindaci eletti al primo turno, perché a Preganziol siamo in una fattispecie di elezione del sindaco al primo turno che Consiglio di Stato e Corte Costituzionale soprattutto hanno detto essere completamente e ontologicamente diversa dall'elezione al ballottaggio.